Al telefono la dottoressa Federica Pavani, direttore, o meglio direttrice del centro commerciale di Adria. Buonasera. Buonasera a lei. Allora, noi l'altro giorno siamo passati per il centro, abbiamo visto che purtroppo tanti sono i negozi chiusi, sicuramente determinato dal fatto che in zona rossa molte attività non possono aprire, escluse quelle che hanno la possibilità, alimentari oppure articoli sportivi eccetera. La prima domanda è quanto stanno soffrendo le aziende che sono all'interno con un anno di zone colorate altalenanti. E da marzo più o meno del 2020 a ormai aprile 2021 che effettivamente siete tra le categorie come centri commerciali più colpite. Ma infatti lei ha detto bene, infatti proprio i centri commerciali sono quelli che probabilmente hanno sofferto più di tutti, più delle altre attività commerciali, proprio perché nei centri commerciali si è sempre, quasi tutte le normative, quasi tutti i decreti che sono via via usciti hanno sempre disposto la chiusura nei giorni festivi e prefestivi, il che per un centro commerciale diventa a lungo andare pesante. Basta ricordare anche durante le festività natalizie il DPCM che poi iniziava ad avere effetti, quello del 3 novembre che iniziava ad avere effetti il 5 di novembre, ha disposto tutta una serie di chiusure di festivo e prefestivo che quindi per noi si traducono in sabato e domenica, che a lungo andare sono diventate pesanti proprio perché si tratta del periodo dell'anno più prezioso per i centri commerciali. Una volta che si arriverà a regime con zona gialla e speriamo zona bianca, in quanti secondo lei riusciranno a riaprire, o meglio, il centro riuscirà a entrare a regime come prima? Il punto forte del centro commerciale del Porto è proprio intanto la collocazione, perché comunque siamo a ridosso della città di Adria e lo vediamo anche adesso che siamo in zona rossa, che comunque i nostri clienti di Adria continuano ad essere presenti. Ci mancano ovviamente tutti quei clienti che vengono dal cosiddetto bacino, no? Quindi dal Basso Ferrarese, dalle zone limitrofe. Io mi auguro che una volta tornati in fascia gialla, intanto mi auguro che tolgano veramente questa restrizione del festivo e prefestivo. Un centro commerciale dà da lavorare ad un sacco di persone e non parlo solo degli operatori e dei collaboratori, ma veramente ha un indotto che dà da lavorare a tantissime persone, per cui mi auguro che si possa ripartire al più presto anche grazie a questa campagna di vaccinazioni che speriamo coinvolga un po' tutti, ecco. Ma io credo che se ci faranno lavorare torneremo presto a regime, ecco. Ecco, un'ultima domanda. La proprietà ha fatto qualche ammortizzatore per le aziende che sono appunto in affitto con voi, per il condominio, eccetera? Io sono in contatto ovviamente sia con i proprietari che con gli operatori e so che la stragrande maggioranza dei proprietari è andata incontro alla difficoltà degli operatori. Ricordiamo anche, e qui spezzo una lancia a favore delle proprietà, che i proprietari dei muri alla fine non hanno avuto nessun ristoro